Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young. È mercoledì 9 aprile. E dove sono? Sono a Verona. Sono a Verona per Vinitaly. 27 anni, 28 anni che sto andando senza pandemie. E oggi volevo lasciarti con un best of la taverna. E volevo lasciarti questa puntata speciale perché in questa puntata parliamo con Stefano Trinco. E la grande novità è che Stefano ha vinto un premio Angelo Betti, consegnato a quest'anno a Vinitaly. E infatti è stato consegnato dall'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier. E lui ha detto proprio questo, ha detto: Stefano Trinco è un enologo di altissimo profilo umano e professionale. Un riferimento acclamato per colleghi e produttori. Può ben essere considerato tra i massimi esperti, non solo a livello regionale, ma nel complesso mondo del metodo champenois, ma non solo. La sua professionalità, competenza e disponibilità lo rendono autorevole e indiscusso interlocutore nel panorama vitivinicolo della regione Friuli Venezia Giulia, nonché in quello nazionale. Queste sono le parole di Stefano Zanier e in questa conversazione si vede che Stefano veramente è una persona intelligente, una professionale e una persona veramente disponibile. Allora, senza altre parole, spero che tutti a voi che sta ascoltando, forse anche in macchina tornando dalla fiera, spero che avete avuto una bellissima Vinitaly 2025 e ti lascio con questo Best of dal 2023 con Stefano Trinco da Vignette Piero Pittaro. Io sono molto contento di essere qui stasera con il mio co-host speciale Francesco Scalitares. Welcome back, benvenuto. Ciao Wayne. Come stai? Molto bene, tu come stai? Bene, ti vedo bene. Grazie. Sei un po' freddoloso, però stai bene. Ma fa freddo, cioè è Non tornato fa al freddo. Cioè, in Borgogna sono lì che non dormo la notte per la paura delle gelate. Quello è vero. Sembra di essere una cosa quasi annuale adesso da Borgogna, Sì. che cosa c'è una cambio climatico che diventa caldo, dopo diventa freddo. Ma qui parliamo con il nostro ospite di onore, Stefano Trinco, del Pittaro e anche tantissimi altri progetti. Prima che cominciamo, parliamo un attimo di questo fenomeno della Francia, che ogni anno viene fuori questo disastro del gelo. È un cambiamento climatico? Cosa sta succedendo lì? Beh, innanzitutto grazie per l'invito Wayne, ciao anche a Francesco ovviamente. Ciao. E cambiamento climatico, noi non ci ricordiamo, ma se chiudi gli occhi e torni indietro di un anno, io ti dico il 6, 7, 8 aprile del 2021 in Friuli Venezia Giulia abbiamo fatto 3 serate a -5, -6. Ci sono stati danni da gelo in pianura, per cui è un fenomeno che direi annualmente si ripete. Sempre di più dovuto sicuramente ai cambiamenti climatici, perché l'inverno è stato tutto sommato abbastanza mite, freddo diciamo nella media, però non temperature proprio rigidissime. Sì. Però aspettiamoci ancora qualche ondata magari di freddo, per cui la fortuna di quest'anno è che comunque il ciclo vegetativo è abbastanza ritardato. Esatto. E devono ancora muoversi in maniera molto... hanno cominciato a piangere da poco le piante, e per cui i rischi sono decisamente minori. Ma annate come lo scorso anno, dove è stato
inizio primavera molto caldo, a marzo, veramente ad aprile ha fatto dei danni enormi, soprattutto nelle zone di pianura. No, ma qui stai parlando? Qui, in Friuli Sì. Venezia Giulia, anche in Veneto, sì. Esatto, ma quello che mi fa un po' di... e dopo cambiamo soggetto, torniamo qui in Friuli Venezia Giulia. Sì. E per la Francia sembra che è una zona molto più di nord di noi, no? Abbastanza, Sì. una zona che dovrebbe essere ancora più fredda di Sì. qua. Però invece loro sono avanti, loro hanno delle foglie già, delle germogli che sono già aperti, e allora se viene il gelo è un disastro totale. Lì è un disastro veramente, perché il ciclo vegetativo è un po' più avanti, perché parte un po' prima, ovviamente, soprattutto in Borgogna. Sì. Però io ho ricordi della Borgogna, già dalle prime visite che ho fatto in Borgogna, ci hanno sempre fatto vedere un po' con cosa cercavano di sopperire agli eventuali danni da gelo, però queste enormi eliche, il caldo, cioè bruciare, e quindi da sempre loro hanno, insomma, questa necessità, mentre da noi non sempre, anche se ti dico la verità, a scuola ci insegnano, e anche il lavoro mi ha insegnato, che fino alla fine di aprile c'è sempre il rischio di qualche gelata. Abbiamo avuto in Friuli anche il 25-26 aprile qualche danno da gelata, anni fa, però molto indietro. Sì. Sì. Io ricordo che c'erano delle annate qui in Friuli che erano abbastanza pericolose. Sì. E c'erano anche dei danni abbastanza significativi. Però la cosa è che qui al massimo si può dire un anno sì, un anno no, ma lì nella Francia sembra che ogni anno c'è questo massacro. È vero, loro annualmente hanno questo rischio proprio perché il ciclo vegetativo è molto anticipato. Molto anticipato. E per cui tendono terreni forse un po' più caldi, nel Midi soprattutto della Francia, per cui tende a partire il ciclo e quindi il rischio gelata è dietro l'angolo. Fino alla fine di aprile. Tu nel tuo lavoro ovviamente lavori spesso con questi vitigni come Chardonnay che sono abbastanza precoci. Certo. No? Allora parliamo un po' di cosa fai. Io ho messo sul titolo del Clubhouse e del podcast che tu sei un maestro bollicine, perché tu sei abbastanza famoso per questo. Lavori come consulente, però lavori praticamente, tu sei l'uomo di Vigneti Pittaro. Sì. E allora parliamo un po' della tua storia, come mai le bollicine e tutte queste cose qua. Sì, la mia formazione è ovviamente enologica, no? di scolastica, e poi sono andato a lavorare in maniera del tutto fortuita da Pittaro, perché sono andato a chiedere delle informazioni. Ho finito scuola, insomma, cosa faccio? Mi ha detto: guarda che qui ho un posto libero, se vuoi ti puoi fermare. Quando era il 1985, io sono lì da quel... Wow. Sì, quindi io dico sempre, che tanti mi dicono: ma non hai mai cambiato azienda? In realtà ho cambiato tantissime aziende in questi anni, perché l'azienda si è evoluta, ha seguito un po' appunto le evoluzioni del mercato, abbiamo aumentato la superficie abitata, abbiamo acquisito un'azienda in collina, abbiamo puntato poi, come adesso negli ultimi anni, sulla spumantizzazione, per cui c'è sempre stato tanto da fare. Insomma, un'azienda che è cresciuta alla pari del vigneto Friuli, insomma, perché bisogna dire la verità, in quegli anni erano anni d'oro in generale per il vigneto Friuli, e per cui mi sono fatto le mie esperienze, prima sui vini fermi, poi un po' alla volta il mondo si è spostato verso la spumantizzazione. E per un enologo qual è l'ambizione più alta, qual è il prodotto, insomma, che ci hanno insegnato più importante? Sempre lo champagne, no? La bollicina, perché a suo tempo la bollicina, soprattutto la bolla di champagne, era considerato il prodotto più prezioso in assoluto, insomma, no? Era anche stagionale, se vogliamo, o feste comandate, Natale, Pasqua, o altrimenti momenti particolari di vita. Adesso si è fortunatamente destagionalizzato, lo beviamo tutto l'anno, abbiamo iniziato ad apprezzarlo, però a quel tempo era considerato un prodotto decisamente importante. A me è piaciuto un po', me l'ha tramandata Pittaro questa passione, e mi ha mandato a fare dei corsi, sono andato in Champagne, sono andato in diversi posti a fare dei corsi, degli aggiornamenti, e un po' alla volta mi è entrato dentro, e è iniziata una sfida che ci ha portato a produrre attualmente quasi 80.000 bottiglie di spumante metodo classico in Friuli. Penso siamo siete di i più grandi? Sì, di gran lunga penso i più importanti.
e soprattutto intendiamo ancora investire sullo spumante metodo classico, perché abbiamo iniziato a farlo, piace, e quindi diciamo abbiamo la possibilità di aumentare e arrivare magari a 100.000 bottiglie. Ecco, questo è il mio obiettivo, sarebbe insomma ideale. Ma facciamo anche un passo più presto nella tua vita. Sì. Quando sei arrivato in questo momento nella tua vita che hai deciso di studiare enologia? Ma per caso, in realtà. Per caso. Avevo dei parenti, ho uno zio che commercializzava in bibite, vini, per cui aveva contatti con tanti distributori, con tanti rappresentanti anche di vino, per cui diceva: ma guarda, c'è questa scuola a Conegliano, è a numero chiuso, per cui chi esce lì sicuramente al lavoro, è un qualcosa di innovativo, puoi proseguire eventualmente nel lavoro, e per cui è stato così. Io ero assolutamente controvoglia, dico la verità. Ma dai. Sì, l'ho fatto a malavoglia, ho fatto i 6 anni a Conegliano, poi sono stati ovviamente un'esperienza unica, eccezionale, e la rifarei domani, magari con un altro testo, ma anche con la mia, perché mi sono divertito anche. E poi è scoppiata, insomma, ho iniziato a lavorare, devo dire la verità, ho trovato una grande persona in Piero Pitaro, che l'ho detto in qualche intervista, la particolarità è stata che il secondo giorno di lavoro lui era molto impegnato, andava fuori o per lavoro o per le sue cariche pubbliche, mi ha dato le chiavi della cantina e mi ha detto: stasera chiudi tu perché io vado via 2 giorni. E allora balli, no? Impari a ballare, oppure... E lì è cominciata una sfida, mi ha dato fiducia. E poi era anche, ripeto, lo è tuttora, però era un bel momento per il Vigneto Friuli, per cui ho avuto la fortuna nel tempo di conoscere i vari personaggi che gravitavano intorno al mondo del vino, i grandi produttori, insomma Mario Scoppetto, Mario Collavini, Marco Felluga, questi personaggi enormi, Douglas Adams, il Conte, che ha fatto il Colio, quindi questi grandi personaggi, anche uniti ad altri enologi, e Peter aveva contatti con tutti, devo dire la verità, in cantina non era difficile incrociare Ezio Rivella, colui che ha fondato Villa Banfi, parlo di Giacomo Takis, e quindi lo che conosciamo tutti, del professor Fregoni, del professor Scienza, quindi era tutta gente che passava proprio, e quindi è diventato qualcosa che veramente, cioè, ti sentivi una parte importante dell'azienda, insomma, no? Per cui ti caricavi di responsabilità. Ho imparato a studiare molto di più, e da lì insomma è nata questa formazione ulteriore sulla spumantistica. Molto bello. Ma il signor Pietro era il presidente di Assenology o dei Enologi di Europa o qualcosa così? Lui come carica è stato per anni presidente del centro vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia, uno di coloro, delle grandi persone che hanno inventato il famoso slogan "un vigneto chiamato Friuli", quindi quelli che hanno dato l'impulso alla vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia. Poi è stato presidente nazionale degli enologi per 9 anni e presidente mondiale per 3 anni. Mondiale. Sì, il suo vicepresidente era Dominique Foulon, che era lo chef de cave, quindi il capo enologo della Moët Chandon, per dare l'idea, quindi anche i contatti, no? E poi è stato presidente per altri 6 anni dell'Istituto Sperimentale di Enologia di Asti, che era l'emanazione del Ministero dell'Agricoltura che si occupava delle innovazioni in enologia. C'è un istituto a Conegliano per la parte viticola, enologia ad Asti, insomma. Per cui un gran personaggio. Wow. Io avrei un sacco di domande, anche perché il tuo primo anno in cantina era l'anno in cui io nascevo, quindi in cui non bevevo vino. Ho cominciato un po' dopo. Quindi tu fai delle domande, io apro la bottiglia. Certo, per quello ho preso la parola, solo per permettere. Bravo. Finalmente apro la bottiglia. Allora, prima che tu arrivassi, già si faceva metodo classico da Pittaro? Sì, facevamo ancora, ovviamente in quegli anni si iniziava a diversificare la gamma all'interno dei vari book, no, aziendali, no? Per cui era abbastanza normale inserire uno spumante, di solito uno Charmat, e un vino dolce, no? Per cui Peter ha sempre detto no, puntiamo sul metodo classico proprio per i motivi che ho detto prima, facciamo pochi numeri, a quel tempo non si girava tanto come numeri, per cui facciamo metodo classico. Ci piaceva.
quindi fare... E l'idea era quella di, passami il termine brutto, di scimmiottare, fare uno champagne in Friuli oppure fare un metodo classico friulano? Ma è logico che tutta, per quanto riguarda la formazione dal punto di vista proprio del produttivo e anche della conoscenza veniva dallo champagne, perché in Italia non c'era niente, c'era qualcosa sullo Charmat che si faceva a Conegliano, quindi soprattutto che reminiscenze del Prosecco, ma più che altro dell'Asti, quindi le conoscenze dell'Asti, perché a quel tempo l'Asti Moscato d'Asti era il prodotto viticolo più venduto al mondo in Italia, italiano, insomma, no? Quindi era conosciutissimo, per cui veniva da lì. E poi invece abbiamo creduto, abbiamo iniziato ad investire. Nel momento in cui le cose sono un po' cresciute, abbiamo detto no, investiamo in qualità, insomma, per cui in formazione, e quindi la formazione abbiamo aumentato il numero, abbiamo preso un impianto di sboccatura nostro, abbiamo sempre avuto un impianto di sboccatura, per cui queste sono tutte delle piccole cose che ti fanno capire come noi avevamo già creduto in questo, insomma, si credeva. Ovviamente i numeri erano abbastanza limitati. E non c'è mai stato il desiderio di provare a puntare su, cioè, fare un grande metodo classico con vigneti autoctoni friulani? Lo stiamo tentando di fare, devo dire la verità, io sono uno chardonnay dipendente, no? Cioè, nel senso che comunque sono nato quando in Friuli Pitaro ha detto cerchiamo di fare uno spumante metodo classico, ha detto cerchiamo quindi insieme. E a quel tempo in vigneto c'era il Pinot Nero, c'era il Pinot Bianco, c'era anche dello Chardonnay. Quindi siamo partiti subito con Pinot Nero e Chardonnay perché quelle erano le basi un po' nostre, storiche, quelle che erano le reminiscenze che ti arrivavano un po' dalla Champagne, ma anche dal Trentino, direi, dal punto di vista del metodo classico. Per cui abbiamo puntato su quei vitigni lì. Nel tempo ovviamente le cose sono un po' cambiate, nel senso che mi ha incuriosito il discorso soprattutto dell'autoctono come ribolla gialla, per cui ho fatto dei test, abbiamo provato, adesso abbiamo in gamma una ribolla gialla che fa comunque 30 mesi, 24-30 mesi sui lieviti, e sulla ribolla gialla un po' parliamone, perché era nato come un progetto, diciamo, a livello aziendale proprio quasi di conoscenza. Io ho provato a vinificare 15 anni fa, forse le prime bottiglie di ribolla gialla, compravo le basi, 5 ettolitri di base spumante per provare a fare. La mia idea era sulla ribolla di creare quasi un cava, un'alternativa al cava, un prodotto veloce, no? Okay. Per cui ero andato a prendermi dei lieviti particolari, molto veloci, e incapsulati appunto nella zona del Champagne, in modo che mi desse la rifermentazione senza intorbidire il prodotto, in modo da avere poi la fase finale molto più lenta. Però la ribolla gialla non dava struttura, no? Quindi uno spumante metodo classico ha bisogno anche di struttura. Un metodo del genere non riesce a darmi quanto vorrei. E allora da lì ho visto, dopo aver buttato via letteralmente parecchie bottiglie, ho iniziato a studiare lo spumante metodo classico, cioè applicando alla ribolla gialla il concetto mio di spumantizzazione, quindi lievito francese, un piede couve rigoroso, utilizzo, devo dire la verità, sulla base, per ingrassarlo un po', di una piccola parte di Chardonnay, quindi che fermenta in legno, quindi la mia, diciamo, una parte della mia base viene fatta fermentare in legno, è rappresentata da quel 10% di Chardonnay che inserisco all'interno, perché mi dà, diciamo, la base continuativa nel corso degli anni. Insomma, non avendo un prodotto sans-année, quindi il cliente chiede continuità, e continuità negli anni mi dà la qualità della ribolla, ma anche questo prodotto di legno che lo rende, insomma, abbastanza riconoscibile. Poi, se mi permetti, apro e chiudo, comunque il modello di riferimento sulla ribolla, anche se fatta con metodo Charmat, è sempre stato Collavini. Okay, certo, non bisogna togliere, io sempre ringrazierò perché mi ha aiutato sulla conoscenza, per cui grande persona, grande cantina, ha fatto tantissimo per il vigneto Friuli, insomma. Io avrei ancora tantissime domande, ma Vai. non voglio rubare, perché a me finalmente sei animato. C'è una cosa che condivido con, insomma, la passione per il vino è quella che condivido con Wayne, ma più nello specifico. Io mi ricordo una volta che tanto tempo fa, quando ci siamo conosciuti, io ti avevo chiesto, ma se tu potessi scegliere un unico vino da bere per il resto della tua vita, quale sarebbe? E tu mi hai detto, io come tanti altri produttori sceglierei
metodo classico, lo champagne in particolare. Sì. Esattamente, cioè se non puoi bere per qualche motivo nessun altro vino, l'unico nel male io sceglierei lo champagne, ed è una cosa che anch'io condivido effettivamente. Adesso magari non esclusivamente champagne, ma insomma metodo classico sicuramente, i vini spumanti metodo classico sono quelli che secondo me ti danno le maggiori emozioni, e soprattutto vedere come invecchiano, insomma è veramente affascinante anche dal punto di vista visivo, soprattutto ancora prima di... no, la mia domanda è questa. Io spesso racconto questa leggenda nei miei corsi di avvicinamento al vino che tengo, che quando la racconto vedo tutti che sgranano gli occhi affascinati, no? Perché quando si parla di metodo classico, della leggenda, che poi è una leggenda, non è una storia, quella di Dom Pérignon, perché in realtà era un'altra persona che ha dato un grandissimo impulso allo champagne, che era una donna, non certo un uomo, che era Barbe Nicole Ponsardin, la vedova, la Veuve Clicquot, che ha fatto di tutto e di più, e insomma la storia della Veuve Clicquot è affascinante proprio. Comunque va bene, io quando racconto parlo di champagne, metodo classico eccetera, dico sempre che due cose dico che fanno sgranare gli occhi a chi mi ascolta. La prima è che spesso gli enologi che lavorano nelle grandi maison du champagne, per riuscire a mantenere un prodotto che alla fine è sempre uguale o cerca di essere sempre uguale, proprio per non sconvolgere, perché se vediamo un Mumm, un Dom Pérignon, io mi voglio che sia quello, non posso dipendere dall'annata, magari questa annata è diversa quindi è un altro vino, no, deve essere sempre quello. Ecco che per questo chi prepara il pied de cuve, chi insomma lavora in cantina, spesso sono persone, professionisti che lavorano anche nel mondo dei profumi, di quelli che creano i profumi. Questo è una cosa che io racconto, che ho letto da qualche parte, volevo sapere se è vera. Questa era la mia prima domanda. E la seconda, sempre legata a questo, è il fatto che la liqueur, soprattutto quella di tirage, quindi l'ultima che aggiungi subito prima della tappatura finale, e questo è il segreto che si portano nella tomba o che bisbigliano all'orecchio gli enologi ai propri figli o a chi poi continuerà la sua produzione. Io una volta poi l'ho chiesto a uno champagnista se effettivamente era così, lui mi ha detto ma no, poi ti dico che cosa c'è dentro, e lì mi è un po' caduto il mito. Spero che potrai rigalluzzire la mia curiosità. Allora, la prima domanda è vero, insomma, soprattutto quando si tratta di produrre tantissime bottiglie, ovviamente devi avere la costanza di produzione, devi conoscere i vigneti da cui derivano e di conseguenza creare delle cuvée, no? Cioè, la cuvée si fa in due modi, o utilizzando vigneti diversi, vini diversi che provengono da vigneti diversi, oppure entrando al momento in cui prepari la cuvée utilizzando dei vini di annate precedenti in modo da normalizzare la qualità, quindi da standardizzarla, che in sé è un termine brutto, ma in realtà a livello di consumatore è un qualcosa di molto apprezzato, perché comunque sei convinto nel tempo di bere sempre la stessa cosa, è quello che tutti noi cerchiamo, no? Ed è in contrapposizione ai famosi millesimati dove devi conoscere le annate, insomma. Per cui lo chef de cave nello champagne ha questa maestria, quindi sicuramente è una formazione collegata ai profumi. Io penso che sia più un enologo molto preparato che un profumiere. Io ho fatto un corso con il maestro, proprio uno dei maestri della cuvée della Moët, mi ricordo, dove si parlava di moltissimi, facevano mi pare 300 appezzamenti prima di mappare, prima di vinificare e poi riunirli in uniche 2-3 cuvée, insomma, no? Quindi effettivamente devi capire la difficoltà qual è. Anch'io sto provando adesso in questi giorni, sto creando le cuvée di quest'anno, qual è quello di sentire i tuoi profumi, memorizzarli e cercare di capire come saranno tra 2, 3, 4, 5 anni. Quindi adesso magari non ti piacciono perché dici magari un po' ridotto, però nell'insieme poi sai dove ti porteranno. Senti, questa mela non deve essere ossidata, insomma, quindi anche la preparazione del vino base è abbastanza particolare. Poi c'è da dire che negli ultimi anni, soprattutto in questo caso i produttori più piccoli, io lo sto facendo e mi sto così giochicchiando un po', c'è il discorso anche del metodo Solera, no? Quindi si preleva una certa quantità di base spumante degli anni precedenti che viene messa da parte, si utilizza per inserire nella cuvée annuale per dare proprio costanza qualitativa, e una parte del nuovo lo si rimette nella vasca, in modo da avere una vasca, diciamo, che serve proprio da
serbatoio per i tagli degli anni successivi. Poi ovviamente viene considerato vino di riserva, per cui se c'è carenza lo inseriscono, no? Io mi sto divertendo e è una cosa che ti dà abbastanza soddisfazione, insomma. Per il discorso del liqueur d'expédition, non de tirage, no? Quello finale, e il liqueur d'expédition, sai, va bene dire che è un segreto aziendale. In effetti, sai, poi è facile dire quando vengono, sì, in realtà non c'è, perché tutti, chi fa formazione, insomma, no, ai vari corsi, sa che comunque inserisci un po' di zucchero perché la declinazione zuccherina è importante, no? Sai che utilizzi un po' di anidride solforosa perché fino a quel momento non puoi lavorare con solfiti perché questi ti inibiscono la rifermentazione, per cui hai queste due cose che ci entrano sicuramente, un po' di vino vecchio. Il segreto di solito è dato proprio dalla percentuale di vino vecchio. Tu sai che le vecchie teorie dello champagne portavano ad aggiungere nel liqueur d'expédition cognac Armagnac, una piccola quantità. Però c'è anche da dire che era collegato forse ad una tipologia di champagne che era più portata sulle parti ossidate, che è quella che personalmente a me piace di più, che è quella più rappresentativa, no? Quella mela leggermente tagliata, no? Che ti fa tanto champagne ed è veramente super, no? Unita all'acidità, cioè, non esiste altro secondo me. Però c'è da dire che il consumatore è un po' cambiato, forse dico in un termine bruttismo, ci si è prosecchizzato, per cui anche negli spumanti metodo classico predilige attualmente magari delle parti un po' più fresche. Capito? Quindi viene persa questa parte, per cui nel liqueur d'expédition tendi ad essere abbastanza neutrale. Ecco. Ovviamente io posso dirti cosa ci metto, però ci sono 3 cose che non te le dirò mai. Cioè ti dico però 2 cosette non te le dirò mai. Insomma. Quello anche a livello di marketing. Quello, sì, esatto. Deve avere quei segreti, no? Quei piccoli, non voglio dire trucchi, perché non sono trucchi, quelli segreti che fa la differenza, che fa... Però forse nel vino fermo invece ci sono anche questi, forse che non sia anche l'affascino degli spumanti metodo classico che derivi anche da questo, forse Infatti. nel vino fermo ci sono un po' meno segreti, perché vuoi dire più di tanto, insomma, non è che uno può... Sì, parlando di questi diversi elementi, no? Parlando della base, si comincia con la base, dopo si comincia con la seconda fermentazione, dopo la liqueur d'expédition, tutti questi passi è un'altra dimensione di complessità, non necessariamente nel prodotto finale, ma della produzione del vino, perché è un altro mondo e secondo me ci sono poche persone che capiscono che, che c'è un altro livello di complessità, di difficoltà quando si parla soprattutto di metodo classico. Sì, vai sulle conoscenze macro, allora sai, parli di vigneto, ora sai che il vigneto deve darti una certa qualità, ovviamente sanità, perché comunque il prodotto deve durare nel tempo, per cui deve essere uva assolutamente sana. Sai che a livello di spremitura delle uve lavori col pH, quindi non puoi alzare più di tanto la spremitura, quindi la resa in effetti, no? Che uno champagne del famoso 55% su queste cocarde, queste presse che utilizzano loro, è reale, cioè devi veramente far rendere al 50%, 55%, ma non perché non puoi andare di più, perché comunque il prodotto deve durare nel tempo, perché tu fai quel lavoro in quel determinato momento, per l'occhio deve essere tra 3, 4, 5, 6 anni. Quindi queste le cose macro, l'utilizzo dei lieviti, no? Quindi l'utilizzo, io non lavoro con solforosa nella prima fase di fermentazione, zero solforosa, iperossigenazione dei mosti, quindi tutte cose che non è che vado a venderle, no? Cioè, le utilizzo perché mi danno una certezza nel tempo, di durata nel tempo, quindi arrivi a tutte queste cose macro, la cuvée, però in realtà negli ultimi anni ci sono anche delle conoscenze, stiamo facendo, addentrandoci nel mondo, stiamo facendo delle conoscenze veramente sui dettagli, come dicevi tu prima, no? Perché sto facendo dei test su degli zuccheri diversi, no? Il tipo di zucchero che quanto e come può cambiare nel tempo poi il risvolto degustativo dello spumante, quindi in fase di presa di spuma.
sto testando sulla base di quelli che sono i miei obiettivi commerciali, quindi i 3 anni che devono rimanere sui lieviti, dei tipi di tappi Corona che hanno una permeabilità più o meno elevata all'ossigeno, perché noi abbiamo l'idea che il tappo Corona è perfettamente, invece ci sono delle permeabilità diverse, invece sulla base degli obiettivi che hai. Ecco, quindi questi sono tutti dettagli, no? Particolari. Sono 80 fasi normalmente in cui viene spostato, diciamo, 1 litro di spumante fino alla fase finale, quindi la messa in bottiglia e poi la commercializzazione. 80 fasi e sono tutte semplicissime, una vicino all'altra, però non puoi sbagliare nessuna. Questo è, per cui la bellezza è questo, no? Cioè il fatto, e poi lasciami dire quello che dicono tanto i francesi, che secondo me sono sempre i numeri uno sia a livello di ricerca, di qualità sullo champagne, perché il CVC è un ente di ricerca favoloso. Tu vai in Champagne, e tu sarai andato tante volte anche tu, e ti sarà capitato di dire, no? Cioè, tu dici una bottiglia grande, no? Una bottiglia grande che rimane a lungo nel tempo, magari all'interno in parallelo a un'autoclave che tu lasci con i lieviti, quindi agiti normalmente per lungo tempo questa autoclave, teoricamente i prodotti sono uguali, si equivalgono, un metodo classico da uno Charmat lungo, diciamo, no? A livello degustativo. La differenza qual è? Che tu hai la fermentazione nella singola bottiglia. Loro ti dicono la bottiglia che noi apriamo stasera, la beviamo stasera e non la berrà nessun altro. Non è ripetibile, mentre nello Charmat sono tutte uguali. Lì sono tutte uguali, però quella bottiglia è tua e basta. Esatto, è stata la sua fermentazione, esatto. E nessun altro bottiglia ha fatto quella fermentazione. E questo non riesci a... Bellissima. Mi ha spiazzato completamente quando mi ha dato questa risposta. No? Molto bello. Spesso, non più, ma l'ho sentito qualche volta, i vecchi francesi, quando aprivano una bottiglia, soprattutto di champagne, oltre a dire questo, dicevano anche una in meno per gli inglesi, cioè la bevevano loro, che vuol dire che gliela sottraevano agli inglesi, anche se in realtà non bisognerebbe dirlo troppo forte. Noi in italiano possiamo dirlo, in realtà pare che il metodo classico non sia nato proprio in Francia, ma anzi sia nato un po' più a nord. Quindi però è questo secondo me che rende affascinante, no? Il metodo classico, il fatto che ci sono tutti questi passaggi, tutti questi bivi che puoi prendere e ogni volta devi prendere quello giusto, altrimenti alla fine non ci arrivi. O ci arrivi ma con magari un risultato diverso, imprevedibile. E poi un'altra cosa che a me affascina tantissimo è il fatto che appunto tu fai un prodotto oggi che evolverà, cambierà enormemente, più che un vino che rimane 3 anni in barrique, che dici va bene, puoi immaginarti cosa succederà, però voglio dire rimane 3 anni, 4, 5, 10, quelli che sono, a contatto con i lieviti, ed è un avverbio che io uso spesso a lezione, è quello che è proprio intimamente, cioè è un rapporto intimo fra i lieviti e il vino che si sta arricchendo di CO2, aromi, eccetera. Un aspetto importantissimo, quello tecnico, questo, la percentuale anche, no? Cioè anche i francesi sono rigorosi, no? 5-8% di piede cuve in fase di fermentazione, perché comunque non è un dato a caso, è perché appunto poi nella fase successiva, quella del surlì, quindi quando c'è la lisi proprio cellulare, ovviamente aumenta in proporzione giusta il lievito, cioè non abbiamo tanto, non ne abbiamo poco, per cui riusciamo a dare la giusta mix tra il lievito, quindi i profumi della lisi cellulare uniti a quelli del vino, perché altrimenti rischi di avere veramente dei vini o troppo giovani, tra virgolette, o troppo spostati su parti legate al lievito, insomma, no? E anche quello non è... Cioè è tutto un equilibrio, un gioco di equilibrio. E come si crea questo equilibrio qua, che forse ho mancato qualcosa all'inizio? No, l'importanza del piede, cioè nel momento della rifermentazione tu devi partire con un piede che devi conoscere la materia prima, no? Quindi devi conoscere il lievito, in quel momento lì non te ne frega niente, cioè come sarà lo spumante successivo. No? Tu in quel momento inserisci all'interno del prodotto dei lieviti, assieme allo zucchero, questi lieviti devono rifermentare. Devono avere la capacità di rifermentare un prodotto che ha già una sua alcolicità, 10 gradi e mezzo, 11,
in una bottiglia che è chiusa ermeticamente, che quindi la CO2 tende a crescere sempre di più, non c'è l'ossigeno che per il lievito è vitale, quindi dobbiamo dare prima della fermentazione la giusta quantità di ossigeno, e questi lieviti quindi devono essere molto forti, molto bravi, insomma, no? Perché una volta terminata la fermentazione devono anche morire bene, cioè nel senso devono depositarsi e cedere tutto di quello che sono fatti. Questa pratica, che è proprio l'inizio della rifermentazione, è fatta con un piede cuve che rappresenta il 5%, 5-8% circa del prodotto che si andrà a fermentare, e viene inserito poi all'interno, appunto assieme allo zucchero, all'interno del vino base. Okay. E la preparazione di questo piede, chi lavora con me lo sa, cioè è rigorosa, io divento pazzo, no? Anche perché faccio impazzire chi lavora in laboratorio, cioè i laboratori a cui mi appoggio per fare le analisi microbiologiche. Io devo avere ogni giorno, 2 volte al giorno, la vitalità del lievito, perché non posso permettermi di avere un lievito che soffre, che sta soffrendo, oppure che è troppo veloce. Sappiamo che il lievito si riproduce 3 volte prima di riprodurre alcol, quindi io devo partire una settimana prima, fare una prima riproduzione, una seconda riproduzione, alla terza riproduzione i lieviti sono in piena gemmazione e riescono allora sì a produrre dell'alcol, perché devono vivere, ovviamente per loro trovano l'atomo di carbonio, lo trasformano in anidride carbonica, in questo caso sono vitali. Insomma, infatti abbiamo un numero di cellule molto importante all'interno delle bottiglie che mi garantiscono la fermentazione. Okay. Questo non sapevo, sapevi questo? No, neanch'io non sapevo. Che Prima. i lieviti devono riprodurre 3 volte prima di fermentare. Questo non sapevo. Insomma, Sì, perché prima c'è una gemmazione tecnica del lievito, no? Quindi c'è una crescita. Okay. Dalla terza fase, quando sono considerati adulti, cominciano a produrre. Insomma, no? però in fondo non è male. Fascinante. La vita dei lieviti non è male. Dici, mangiare zucchero e riprodursi, sì, dici, sì. vabbè, 3 volte, però insomma. Sì, riprodursi si fa proprio divisione, non è proprio sì, così sì, non è divisione la ce l'ho. riproduzione. È una gemmazione, Esatto. no? Sì, è una scissione. Sì. Sì. È bello, un po' come nella birra, che per esempio in Belgio dicono no, non sono io, gli chiedi al birraio, gli dici che bravo, che buona la tua birra, lui dice no, la birra non l'ho fatta io, la fanno i lieviti, sono i lieviti. Esatto. Qui i proprietari dell'azienda sono i lieviti, perché è così anche un pochino, anche nel vino fermo ovviamente, però nel vino spumante ancora di più, secondo me. Fondamentale. Noi stiamo bevendo, tu avevi altre domande? Sì, non potrei andare con le domande fino a domani mattina, ma andiamo, cosa stiamo bevendo? Ma io Wayne? voglio parlare un po' di quello un attimo, e dopo tu puoi porre delle altre domande. Il Brut, che questo è il vostro non vintage praticamente. Sì, non vintage, esatto, è il Che Brut ho già base, fatto quello una che noi foto. consideriamo Brut base, l'etichetta argento, Ok. è quello che si fa in maggior numero a livello di bottiglie, è fatto comunque con un prodotto di una sola annata e rimane sui lieviti perlomeno dai 30 ai 36 mesi. Abbiamo allungato un po', siamo partiti a 30-36 mesi per dare un po' di più personalità. Ok. È spostato abbastanza anche sulle parti fresche, fatto da Chardonnay, un 10-15% fermentato in legno, quindi barrique mai nuove, barriche, anche lì sfattiamo un mito, no? Che uno dice sui bianchi. Vero, io barrique che hanno, lo dico tranquillamente, che hanno 7, 8, 10 anni, che mi danno dei prodotti eccezionali, quindi se una barrique sana è sana, quindi c'è uno scambio eccezionale, e anche perché non mi interessa che sappia di legno, no? Cioè non deve avere la sensazione di legno, ma deve arricchire un po', no? Cioè, ricordiamoci sempre, quando anche inserisci il vino in barrique, affiniamo, no? Quando dicono invecchiano, io mi cazzo anche sui rossi da morire, perché il vino in legno si affina, si rende fine, deve diventare elegante. Quando sa troppo da falegname, anche i rossi, a quel punto lì non abbiamo ottenuto il prodotto, quindi abbiamo perso la qualità, insomma, no? E quindi questo Brut, per intenderci, fa i 30-36 mesi, al momento dell'aggiunta finale, quindi dell'Iker d'Expedition, un po' di zucchero, ovviamente, qui siamo intorno agli 8 grammi di zucchero residuo, un'acidità non elevatissima, cioè non rispetta i canoni, come nessun nostro spumante non rispetta i canoni classici dello champagne o di certi trentini che sono molto acidi, ma l'acidità in questo caso non deriva da qualcosa che vuoi, ovviamente, ma perché ci troviamo in luoghi dove insomma ci troviamo più a nord, per cui abbiamo un'acidità più importante. Io quando sono andato nello Champagne, anche in vendemmia, ho visto vendemmiare a fine settembre un prodotto che
per noi sarebbe, no, a base spumante, devi vendemmiare ad agosto, a fine settembre. Ma perché? Perché l'uva era matura in quel momento, cioè non vado ad anticipare l'acidità, cioè la vendemmia per aumentare l'acidità, perché non ha senso, perché poi mi manca la struttura. Quindi io preferisco calare un po' l'acidità, preferisco lavorare un po' sulla viticoltura, quindi fare qualche quintale in più, non mi vergogno, in modo da avere una maturazione più importante, in modo da avere la buccia che riesce a livello proprio di corredo cellulare, che riesce ad assottigliarsi un po' e a cedere di più il succo che c'è all'interno. In questo modo minore acidità ma più struttura, e quindi il prodotto mi dura di più nel tempo. Wow, ok. So stai giocando invece dell'acidità del succo, un po' di queste sostanze che vengono dalle bucce. Proprio. Sì, ma perché nelle altre zone queste vengono in maniera naturale, cioè hanno la buccia sottile, queste cellule nello champagne, dello chardonnay, del pinot meunier, del pinot nero, perché sono ormai mature, no? Cioè tende ovviamente con la maturazione a ridursi lo strato cellulare, per cui abbiamo la fuoriuscita di succo, la fuoriuscita di mosto di qualità. Okay. Se io vendemmio a inizio agosto, come qualcuno fa, ovviamente la spessa è tanto dura, tiro fuori crudo, c'è tutta la parte cruda che non mi serve, perché ho sì acidità, ma al di là dell'acidità non ho struttura, quindi io devo anche dare un po' di struttura perché duri nel tempo, insomma, il prodotto. Bene, nella zona dove si produce questo vino è ovviamente non nella zona di collina, è una zona un po' di pianura. Sì, delle grave, sì. Ci sono dei certi, non lo so, aspetti del suolo o delle difficoltà che ce l'hai in questa situazione, o lavori meglio in quel tipo di ambiente? Ma non ho molta esperienza per quanto riguarda una base spumante, diciamo, coltivata direttamente a livello di vigneto. Mi è capitato di lavorare su delle basi spumante di collina, che sono leggermente diverse, anche perché c'è una mentalità diversa, perché lì dire a un produttore collinare guarda che devi fermarti a 10 gradi e mezzo, 11, è quasi qualcosa, non riescono ad equilibrare, deve partire già dall'inizio, dalla potatura, l'equilibrio. Per quello dico, magari qualche quintale in più mi permette di avere un'uva di base un po' più equilibrata tra acidità e zuccheri, perché l'obiettivo è avere 11 gradi, non di più, insomma, no? Sì. E in questo modo riesco ad avere magari un po' più acidità, però insomma togliere un po' di qualità. Molte volte il limite della collina sulle basi sfumanti è dato proprio dall'alcolicità troppo elevata. Sì, oppure se anticipi troppo, con una potenzialità alcolica elevata, avere un'acidità troppo elevata, per cui è un po' più difficile da dire. Noi siamo friulani, conosciamo i vini friulani, togli certi aromatici, Sauvignon soprattutto, gli altri sono tutti vini con acidità relativamente basse. Freschi, ma non siamo abituati ad avere acidità, quindi se entri con un prodotto acidissimo lo senti poco friulano. Io preferisco che mi dicano non hai l'acidità elevatissima, comunque 6 grammi litro ci sono, non hai acidità elevatissime, però questa acidità lo fa diventare un prodotto friulano, insomma. Ecco, cerco anche di valorizzare ovviamente il mio territorio. Bello. Per quanto riguarda nelle grave, diciamo, il fatto comunque di avere molti sassici, è sempre stato dei vigneti che sono portati a produrre soprattutto Chardonnay, questi vitigni. Poi abbiamo una coltivazione, insomma, che è tutto sommato molto rispettosa, cerchiamo nelle quantità che non sono mai elevate, intorno sulle basi sui 100-110 quintali al massimo, insomma anche 90 certi anni, e poi lavoriamo in maniera abbastanza naturale, finché si può a macchina, però la raccolta manuale comunque. E invece lavoriamo molto sui cloni. Anche adesso sto impiantando degli Chardonnay. Abbiamo utilizzato degli Chardonnay che abbiamo selezionato assieme ai VCR che mi hanno consigliato. Abbiamo fatto delle prove su degli Chardonnay che sono più portati ad essere produttori di basi spumanti, e in parallelo, però, come abbiamo sempre fatto in vigneto, ho dedicato 10 filari del vigneto a delle prove di Chardonnay nuove, per cui per sapere i prossimi anni, quando andrò a reimpiantare, quale tipologia mi darà più risultato, quindi che vinificherò personalmente, avrò i risultati sul campo, sul mio territorio, no? Capito? E quindi si fanno questi tipi di lavori, insomma. Wow.
Molto dice l'attenzione ai dettagli, no? Tantissimo, sì. Dici, vabbè, il Chardonnay prendi, metti quello. No, praticamente non funziona proprio così. Stefano non può riposare mai, c'è sempre qualcosa nuovo da seguire, di sperimentare, ma è bello questo, di scoprire, no? Sì, esatto. La bellezza è questa. No, non arrivi mai al punto quando si può dire no, ok, guarda, adesso ho finito, posso solo andare avanti. No, c'è sempre... non mi mancano molti anni, però uno degli obiettivi che non mi mancano molti anni per andare in pensione, però uno dei cruci, abbiamo già iniziato così a parlare un poco appunto con i vivai Rauscedo, i VCR, è il Pinot Nero. Ecco, l'abbiamo abbandonato perché in effetti nelle nostre zone, non mi permetto di dire altre zone del Friuli, però nelle nostre zone, grappolo troppo compatto, non riuscivo, vendemmiavo la base spumante, e lì c'è stato anche all'inizio i cambiamenti climatici a partire dal 98-2000, mentre prima quasi ogni anno riuscivamo a fare un po' di base spumante anche con il Pinot Nero. Dal 98-2000 abbiamo fatto un anno su 5. Come si voleva, no? Un po' siamo stati anche noi, insomma, che magari siamo diventati un po' più pignoli, no? Però allora abbiamo deciso di abbandonarlo, però sto seguendo con Rauscedo dei progetti che sono adesso un po' più spargoli, magari dei Pinot Neri un po' più spargoli, magari sono cambiate anche le tecniche, per cui l'idea è di reinserire un po' il Pinot Nero, perché insomma Pinot Nero è Pinot Nero, la Chardonnay... Io guarda, posso fare, lo faccio sempre quando vado a presentare gli spumanti, fare qualche corso, così dico sempre, lo Chardonnay è come trovarsi in cima a una montagna in Toscana, una collina toscana, il mese di giugno. Sai quando ti giri a 360 gradi è tutto molto bello al tramonto, no? Questi colori, queste cose, no? Poi, e quindi è tutto perfetto, tutto bellissimo, no? E ti sembra di aver tutto a portata di mano. Il Pinot Nero invece è come essere a Bolgheri, quindi sul viale, e quindi sul viale di San Guido, e quindi devi essere disposto a camminare molto, no? Andare avanti, chissà cosa scoprirai, però è un percorso affascinantissimo, insomma, ecco. Quindi sono entrambi grandi prodotti. Il Pinot Meunier invece che volevo fare la stessa. Insomma, io ho assaggiato in Trentino di italiano e basta, qualcosina in Trentino di Meunier, ma cioè è abbastanza simile al Pinot Nero, ma preferirei il Pinot Nero, insomma. Non c'è motivo di in Friuli provarlo. Io non credo di aver mai, non credo che neanche forse esiste del Pinot Meunier friulano. Io non l'ho mai sentito. No. E come mai secondo te questo è? Ma perché abbiamo preferito il Pinot Nero? È una mutazione del Pinot Nero, il Meunier, no? È molto simile al Pinot Nero, e per cui anche a livello di qualità dicono che sia un mix tra il Pinot Nero e lo Chardonnay, no? Cioè, dà dei prodotti leggermente più freschi rispetto al Pinot Nero, anticipati. Ma penso che proprio non si è mai messa proprio a dimora del Meunier perché non interessava, insomma. Certo. Perché io e Francesco abbiamo il nostro pusher di champagne, questo Dario di Torino, no? E io sempre, quando vedo quella lista lì, cerco sempre quelli che hanno un altissimo livello di Pinot Meunier. Infatti c'è uno, Carte Noire, di un produttore che tutti noi due siamo un po' innamorati con questo vino qua, che se non è 100% Meunier quasi lo è, e non c'è nessun tipo di Chardonnay. Sì. Non sono mai stato un grandissimo Blanc de Blanc fan, onestamente, però la cosa che mi piace tantissimo del tuo vino è che del tuo spumante, questo che stiamo assaggiando adesso, che ha questo imprinting del Friuli. Allora sento un po' di frutta, un po' di più di un hint di sentore di tropicale, qualcosa, però ha questa eleganza soprattutto nel perlage, nella sensazione in bocca, che è molto francese, è molto, ma sì, alla cieca secondo me sarebbe difficile, se tu non sei un esperto di champagne, dire che questo non è champagne. Potrebbe essere. Cosa pensi, Francesco?
Potrebbe essere, assolutamente sì. Difatti a me insomma piace perché nella sua semplicità insomma è anche uno spumante abbordabile, vuol dire non devi aspettare Capodanno per poterti permettere una bottiglia di questo, e questo è un grosso vantaggio, perché uno champagne identico solo perché c'è scritto champagne sopra costerebbe, non dico il doppio, ma costerebbe di più sicuramente. Champagne che tra l'altro loro, cioè, sono i fenomeni, bisogna solo che togliersi il cappello e guardarli dal punto di vista della promozione, del marketing, ma magari non tutti sanno che fino a pochi anni fa veniva sparso, questo non so se lo sai Wayne, veniva sparso nelle vigne dello Champagne la spazzatura di Parigi per fertilizzare il suolo. E cioè tu camminavi e vedevi i sacchetti che venivano fuori da sotto i tralci, dici ma che cos'è sta roba? E siamo nella zona del vino più famoso del mondo, no? Eppure malgrado queste cose e tante altre porcherie che ci sono, perché lo Champagne è un terreno, è una zona, adesso magari l'approfondiamo, ma è una zona che viene dal punto di vista naturalistico, ecologico, che viene strasfruttata. I produttori biologici di Champagne sono pochissimi ancora, anche rispetto invece ai produttori biologici francesi di vino fermo, che invece il movimento biologico è molto forte, anche più che in Italia. Probabilmente nello Champagne ancora c'è una resistenza enorme. C'è tutto un lato meno così onirico, meno fantastico nel mondo dello Champagne, però malgrado questo riescono a vendere i loro vini ovunque nel mondo, centinaia di milioni di bottiglie a prezzi ben superiori a quello che stiamo bevendo qua, quando invece la qualità non sempre è superiore. La mia domanda che volevo farti era questa: come sta cambiando? Allora, io da quando mi sono avvicinato al vino saranno 10 anni fa, cioè, mi ero avvicinato prima, ma insomma in maniera un pochino più seria 10 anni fa, ed è una cosa curiosa perché quando ti avvicini al vino, e lo vedo tanto spesso con i miei corsisti, la cosa per cui vai matto sono i bianchi iperbarricati, rover americano, quelle robe che marmellate che sanno di legno, cioè una cosa che dici ma perché? Invece all'inizio ti piacciono tantissimo e poi dopo il gusto si asciuga fino a diventare quello di Wayne, che se deve essere il Riesling che è più acido della limonata. Esatto. Questo è il sogno, è questo, e dici forse ci arriverò anch'io, non sono ancora lì, ma sicuramente ho asciugato molto i miei gusti. E così anche con gli spumanti, quando sei un po', passatemi il termine, ignorante, ti va bene un prosecco extra dry servito gelido, perché capisci che forse tutto quello zucchero non è che sia il massimo della vita, a livello di gusto, ma non solo, anche a livello di linea forse. E poi dopo pian piano ti asciughi. Difatti io veramente rarissimo che assaggio qualcosa che sia più dolce di un Brut, e se vedo extra Brut dico ecco già, now you speak my language. Okay. Sì. Come sta cambiando e faccio fatica a capire però se il mondo sta andando nella mia direzione oppure se nella direzione del dolciastro, così ruffiano. Interessante questa idea. Allora, questa domanda, sì. Io penso che l'evoluzione sia stata, cioè anche per quanto riguarda la spumantistica, l'avvento del Prosecco ovviamente sappiamo cosa ha portato, no? Una parte del Prosecco noi ce lo dimentichiamo, ma i grandi, quelli che fanno incetta di numeri, ogni tanto ce lo ricordano. Gran parte del successo è dovuto allo spritz, posso dirlo, Aperol, no? E quindi unito allo spritz Aperol, quindi una parte di dolce molto consistente. Per cui io penso che il consumatore, quando si è liberato dalla parte legata un po' all'arancio, è andato su un vino tranquillo, un vino diciamo, puro al 100%, è andato sul Prosecco e ovviamente voleva la parte dolce, perché la parte dolce alla pari delle bollicine soddisfa un po' le papille gustative, no? Insomma, però devo dire, qui entriamo in gioco anche noi, un po' alla volta il consumatore si evolve grazie ai corsi che fai tu, che tutti noi abbiamo fatto, insomma cerchiamo di insegnare anche ai consumatori nostri, e un po' alla volta la conoscenza ha portato e sta portando, te lo dico francamente, a ridurre la quantità di zucchero. Io dico la verità, guarda, chiaramente quello che stiamo facendo in azienda
15 anni fa si lavorava ai 12 grammi al litro di zucchero, dovevi avere 12 grammi al litro brut, perché a quel tempo la classificazione portava fino a 15, se ti ricordi il brut, no? Poi è stata cambiata per un massimo di 12, quindi siamo scesi a 10, adesso lavoriamo intorno agli 8, che ci sembra una discreta, insomma, con una bassa acidità, comunque per me anche un po' troppo se vogliamo, però è personale, no? Sulle altre linee di prodotto che stiamo facendo, siamo ad esempio sull'etichetta oro, che per noi rappresenta il top, il premium, ormai siamo intorno ai 5 grammi di zucchero, quindi potrebbe essere un extra brut. Non lo chiamo extra brut perché lì avrei la curiosità forse in eccesso del consumatore. Dice extra brut, cos'è l'extra brut? Devi stare a spiegare cos'è l'extra brut, e siccome il brut puoi chiamarlo fino ai 12 grammi, quindi preferiamo dare una zona di comfort al consumatore. A chi sa, gli dico guarda che comunque ha 5 grammi litro di zucchero, quindi abbiamo calato molto anche questo, quindi sono 3-4 grammi in meno rispetto a 3 grammi in meno rispetto all'etichetta argento, quindi in questo modo ci mettiamo anche noi più in discussione, cioè io come tecnico mi sento più importante, perché la parte legata allo zucchero ovviamente è una parte che tu ti perdi dal punto di vista qualitativo, perché comunque è la parte furba se vogliamo, e in questo modo senti più il prodotto, quindi sta a noi cominciare sempre di più a collegare proprio un prodotto a basso zucchero a una qualità superiore. Sono d'accordo con te, se bevo prosecco solo brutto, cioè extra dry non datemelo, che però non esiste, insomma. Poi c'è da dire il discorso Padosé, quindi l'ulteriore conoscenza ci ha portato negli ultimi anni a testare anche lì anni e è entrato in gamma lo scorso anno, dal 2021, anche una linea Padosé, il prodotto Padosé, che per ora si è fermato a 5 anni sui lieviti, a 6 anni sui lieviti, però l'idea ho in cantina ancora, quindi il 2015 che è attualmente in commercio sarà 2015 stranamente in commercio per almeno altri 2 anni, perché voglio portarlo 7-8 anni sul lievito. Quindi avere un prodotto veramente di alta qualità. Ovviamente non posso non metterlo sul mercato, però ho proprio le bottiglie ferme posizionate da parte, lì ogni anno tiro fuori una piccola quantità fino ad arrivare agli 8 anni, in modo che dopo riesco a fare. Allora praticamente c'è la prossima volta che li tiri fuori magari ci inviti, certo. volentieri. Sì, questo è molto importante. Però allora dopo diciamo un'altra cosa sul Padosé. C'è praticamente un bilancio tra il tempo in bottiglia e il livello di zucchero. Allora, meno zucchero deve avere più tempo in bottiglia, più contatto con i lieviti. Secondo me sì, perché comunque il lievito dà una sua personalità, dà una sua struttura, e fa soprattutto anche da cassa di risonanza a tutti gli altri profumi, per cui sarebbe perdere una parte, perdere un qualcosa. Oltretutto non dimentichiamoci che con l'andare del tempo sul lievito la bolla a contatto con il lievito in sé diventa molto più sottile, si assottiglia, per cui abbiamo anche meno impatto dal punto di vista proprio della carbonica in bocca, quindi la bocca mi risulta più sottile, per cui posso anche permettermi di avere un prodotto, se vogliamo, anche meno zuccherino, insomma, no? Quindi sì. Mentre Francesco? No, io sto ascoltando. Mentre? No, dicevo il discorso Padosé, no? Purtroppo perché è molto di moda adesso. Ecco, lì volevo arrivare, no? Cioè noi l'abbiamo fatto per ultimi, no? Cioè nel senso che è il mio ultimo prodotto, non volevo uscire con Padosé. Chi viene in cantina mi conosce, fate un giro, ci sono tutte le bottiglie di Padosé dal 90, 98, 99 che ho iniziato, e quindi sono i test ancora lì. Però non ho mai commercializzato perché non lo ritenevo all'altezza. Perché il Padosé è un vino che dà del tutto la personalità dell'azienda. Volevo arrivare a un livello elevato nel mio piccolo, insomma, no? Cioè di avere la certezza, anche perché il Padosé è un vino che ha l'approccio con il consumatore abbastanza importante, nel senso che è un vino comunque senza zucchero e magari con un'acidità spostata sulle parti acide, quindi fresche, quindi non è un impatto facile se uno non lo conosce, no? Certo.
E tra l'altro poi anche non è facilissimo da abbinare, se vogliamo, sul tavolo, no? Quindi ha tutte queste cose. Dalla parte del produttore è un vino che mi piace perché mi mette in discussione, perché è un vino che è senza paracadute, cioè quello che è te lo ritrovi, quindi è come lavori. Per quello dico, tanti produttori friulani si sono affacciati, anche giustamente, per fortuna, perché sono felicissimo anch'io, nel mondo degli spumanti, anche metodo classico, però magari vogliono partire dal Padosé. Non è sempre facile, perché non hai un impatto immediato, cioè col Padosé non è semplicissimo. Allora, secondo te il Padosé è un po' tipo il grad school di vini spumanti, no? Allora tu devi fare scuola superiore, dopo devi fare l'università, e dopo, quando arriva a un certo livello che tu conosci qualcosa, ok, si può andare avanti con la ricerca più importante su questo, ripeto, post laurea. Ecco, le prime prove sono 98, ma poche bottiglie, però in maniera seria sicuramente dal 2005 ne ho in cantina bottiglie. Il 2005? È uscito, Padosé. Sì, è uscito il 2021. Per darti l'idea di quanta roba abbiamo messo da parte, che non ci è piaciuto e che non volevamo. Abbiamo prima consolidato un certo tipo di qualità, dopodiché ok, possiamo fare, e i numeri sono comunque abbastanza limitati, insomma, che non è che tutti ne parlano, pochi lo comprano. Ah, veramente? Sì. Dai. Cioè lo compra l'amatore, chi lo conosce, però nel momento in cui lo assaggi tutti dicono buono, però nel momento in cui dici, quando lo abbino, sai, è che diventa un po' più difficile, no? Qualche grammo di zucchero comunque ti aiuta. Anche i 4-5 grammi ti aiutano comunque a renderlo un po' più appetibile, no? Tu a casa bevi sempre spumante? Mi piace bere spumante, vedi. Provo altri, insomma, mi piace. Abbinamenti forse più, non lo so, diversi, strani, sorprendenti che hai mai fatto? Tu Wayne, noi abbiamo sempre, ti ricordi che abbiamo quell'abbinamento con lo champagne? Cos'è quello che hai fatto? Che l'avevamo provato, ti ricordi che da tanto tempo dicevamo che dobbiamo provare, che non è molto nobile come abbinamento, ma lo champagne col pollo fritto. Sì, esatto. Sai, o con delle patatine fritte. Le patatine fritte. Ma va bene tutto, penso, con lo champagne. Poi dipende dalla compagnia, dipende, sai, tante... Devi avere tanto sale con la spumata. Poi, sai, noi abbiamo questa conoscenza in cui abbiniamo comunque lo champagne, ed è per quello anche che lo facciamo, a un momento felice della vita, no? Cioè, io mi ricordo certi anni della mia 30-40 sono stati scanditi sempre da una bottiglia di champagne. Io quella bottiglia lì me la ricordo ancora, e quando sono con gli amici ce la ricordiamo, no? Il famoso, abbiamo fatto la pazzia a 30 anni, un Krug. Cioè, per me Krug è diventato il miglior champagne del mondo, perché in quel momento era compagnia perfetta, ha fatto i 30 anni, c'era tutto, e quindi mi ha dato una sensazione, ecco. E sai, quindi vuol dire anche tutto questo, per cui per quello dico, può essere abbinabile a tutto, è ovvio, in maniera razionale no, però se hai la compagnia, insomma, se vale la pena, sì, insomma. Ecco. Questo è l'abbinamento più importante. Del resto adesso ci sono anche brunch con lo champagne. Sì. Non devi fare mimosas con... sai che cos'è la mimosa? È un cocktail, esatto, che è metà champagne e metà succo di arancia. Sì. Che quando vai a brunch negli Stati Uniti questo è proprio de rigueur. Sì. No, io mi ricordo mia nonna, che lei beveva, mia nonna francese, che beveva adesso non beve più, povera, il Kir Royal. Ok. Quindi con lo champagne. Certo. Io mi chiedevo sempre, ma vale la pena, cioè, allungare lo champagne, spostare lo champagne? E poi nella patria lì mi capitava un sacco di volte, però ero troppo piccolo, come dire, di storia, di metodo classico come italiano per poter dire qualcosa, ma vedevo champagne secco, ovviamente, servito nelle coppe da champagne, che già quello è una roba che odio, col dolce.
E in Francia è una roba che... E io da quello che... Io poi ho studiato, ho cercato di capire, ma com'è possibile che... Perché non è, onestamente non è buono. Cioè bere uno spumante secco con una torta è atroce. E dici, ma com'è possibile che nessuno ancora abbia... Cioè, non ci vuole... Non bisogna essere sommelier per capirlo. E io mi sono... Evidentemente la tradizione, la cultura è molto più importante del piacere del gusto. E adesso magari correggetemi se, ma io poi ho studiato, ho cercato di capire com'è possibile che lo spumante si beva alla fine, cioè tradizionalmente, no? Ed è perché probabilmente una volta gli spumanti erano molto più dolci e quindi effettivamente ci stavano col dolce. Poi dopo si sono asciugati, però il dolce è rimasto dolce esatto. ed è rimasta... Sì, se pensi alla storia dello champagne, quindi era una rifermentazione molto probabile, le prime bottiglie di champagne era una rifermentazione di un vino che aveva bloccato la fermentazione nel periodo autunnale e invernale, no? Quindi aveva ripreso la fermentazione, dopo è stato utilizzato lo zucchero per la rifermentazione, quindi probabilmente veniva bevuto, aveva questa tradizione di essere bevuto con un residuo zuccherino anche piuttosto elevato, insomma, no? Questo è sicuramente una parte, questa, insomma, no? Poi in Italia è logico, la parte del Leone l'ha fatta sempre l'Asti spumante, per cui per noi ce l'abbiamo un po' più in testa magari come abbinamento, però sono d'accordo con te che i francesi ti chiedi ogni tanto perché. Ma cosa fate? Cioè, l'avete inventato voi e lo distruggete così con la Saint-Honoré e lo champagne? No. Allora a casa tua, Stefano, cosa mangi con i tuoi vini? Si può un po' di pesce. Un po' di pesce? Sì, Okay. pesce, sempre pesce ci sta con lo champagne, con gli spumanti in genere, ma anche con gli spumanti friulani in genere, insomma, no? Pesce, ma anche qualche carne, insomma, sei l'apri volentieri, insomma, hai una bottiglia in fresco, arrivi a casa fresco, ok, prendi la bottiglia con qualsiasi cosa, è logico, non magari con le carni, col filetto, tutto, però altrimenti verdura, qualsiasi cosa, insomma, bello, sì. Allora tu non spumante, hai... sì. Non pochissimo limiti. mio spumante, tanto quelli di colleghi che ci piace assaggiare, insomma, okay. Quindi sì, uno l'altro, insomma, il livello è molto, si sta alzando molto, per fortuna, il livello dello spumante friulano, insomma, quindi sono molto contento, insomma. Cosa sono i tuoi... Ovviamente tu fai anche consulenti per altre aziende. No, diamo una mano, do una mano a qualcuno, insomma. Se tu devi pensare dei altri produttori che ti piace tantissimo qui in Friuli, ma quelli devo dire la verità, quelli storici, okay. Cioè Dorigo, perché comunque con Dorigo abbiamo fatto un percorso anche hai già parlato insieme. di Collavini, però quella sì, Collavini, ma anche il metodo classico, l'Applause di Collavini, okay. Metodo classico, un gran bel spumante. Poi c'è qualcuno che lavora bene anche in collina, c'è piccoli produttori che stanno lavorando, insomma stanno facendo dei bei prodotti e quindi per curiosità. E poi guarda, c'è un ragazzo, un collega del Carso che sta facendo con una Vitosca, sta facendo uno spumante metodo classico che è abbastanza particolare, cioè nel senso che comunque non si sente molto la vita, ma sta lavorando molto bene dal punto di vista della preparazione del lievito. E quindi veramente, proprio abbiamo bevuto a casa la scorsa settimana, ma sono rimasto stupito, gradevolissimo, ho detto veramente bravo. Ecco, e lì non perché, vuoi dire chi è? Aspetta, Mattei... un piccolo produttore. Sì, piccolino. No, vabbè, lui fa produzione, però non ha una osmizza, per cui ha un agriturismo. Adesso ti dico anche il nome perché vado a cercarlo, adesso me lo sono, guarda, veramente... Così, intanto perché merita. Prego. Preparo la mia ultima domanda. Ok, anche io ho la ultima domanda. La mia ultima domanda che è una domanda che spesso mi viene fatta, a cui io rispondo, ma vorrei anche la vostra risposta. Dopo la sboccatura, dopo che tappo il mio spumante, cosa devo fare? Posso tenerlo come un vino fermo e ogni anno mi darà una soddisfazione diversa, migliore fino a un certo punto, poi scenderà? Come evolve uno spumante in cantina dopo che è stato sboccato? Allora, rispetto
Mattei Lupins, comunque. Ok. Molto bravo. Ok. Mi scuso con lui se mi sono dimenticato il cognome. Beh, allora, ma guarda, la domanda ci sta. Ovviamente rispetto ai vini tradizionali, quindi fermi che conosciamo, sono secondo me hanno delle aspettative di vita più regolari gli spumanti, nel senso che sugli spumanti metodo classico partono normalmente tutti con zero solforosa, quindi con magari, se fatti bene, con delle note abbastanza importanti a livello di struttura, per cui sono in grado di supportare abbastanza anni. Io normalmente per i miei spumanti dico sempre, l'ideale sarebbe dopo la sboccatura, ma non sempre, dico la verità, ce la facciamo, tenerlo 2 o 3 mesi in cantina, dopodiché venderlo, no? Da parte nostra, e poi tenerlo in cantina a temperatura tranquilla, regolare, non temperature estreme. Dico sempre, la cosa più semplice invece di avere delle cantine, sai, chi ha la possibilità, il piacere di fare, faccia, ma se no dico sempre nel cartone dove lo compri, chiuso al buio, perché le condizioni sono orizzontali al buio, quello è fondamentale. E poi l'altra cosa ovviamente importante è raffrescarlo solo il tempo necessario, perché il frigo è deleterio, no? Ovviamente il frigo fa assorbire un po' di ossigeno attraverso il tappo, perché nel momento in cui inizia, cioè dopo che viene fatta la sboccatura, quando c'è la separazione, quindi il tappo corona, in quel momento lì inizia a penetrare dell'ossigeno, quindi noi ci mettiamo un po' di antiossidante all'interno, però ovviamente non dura molto, no? Per cui abbiamo questa necessità. Allora direi, se è tenuto bene, l'ho sboccato bene, 4-5 anni io assaggio dei spumanti miei, ma anche di altri colleghi, che arrivano tranquillamente ai 7-8 anni. Poi logicamente devi avere la capacità anche di degustare quel prodotto, cioè non puoi aspettarti come un prodotto che ha 2 anni, quindi le note in questo caso leggermente ossidative, no? L'evolution, la famosa evolution, no? Ne parlo ossidation, sa l'evolution, no? Dei francesi, no? E queste devi apprezzarle in un certo modo, oppure se non ti piacciono comunque devi scindere da queste per capire il prodotto. Però un decrepito spumante ci vogliono 15-20 anni secondo me, se è conservato bene 10-15 anni li tiene. Io racconto sempre la storia che tanti americani non piacciono champagne, parliamo di champagne, perché sono stati regalati una bottiglia di Dom Perignon o di Veuve Clicquot, qualcosa, però ovviamente è speciale. No, allora dobbiamo conservarlo per il momento giusto. Allora, dove lo mettono? Perché non hanno la cantina, mettono dentro il frigo. Bravo. Praticamente dentro la cassetta con i melanzane e con l'insalata e tutto quanto per 10 anni. Sì. È sempre lì, è sempre 2 gradi sopra zero, allora quasi, no? Per 10 anni dopo, non lo so, è arrivato lo zio, il papa, qualcosa così. Ok, buon, dai, apriamo, dai, aprano. Non mi piace, non è buono, perché hai tenuto in questo ambiente bruttissimo per 10 anni. Allora tante persone negli Stati Uniti non capiscono questo. Ti posso assicurare che anche in Italia non è tanto diverso, perché hanno tutte le bottiglie da parte in attesa dell'occasione particolare. Allora, sempre in frigo. Quando dice, guardate, l'occasione particolare sullo spumante non esiste, cioè quando apri, insomma, no? Perché comunque è così. Però aspettiamo, no? Proprio, ma anche lì è la conferma dell'importanza, no? Che dai a un prodotto, no? Cioè lo aspetti il momento, no? Aspetti Dom Perignon perché festeggiare qualcosa di particolare. E ora torno velocissimo sui motivi che ci hanno portato anche a spumantizzare, che ci hanno insegnato un po' a scuola, insomma, no? Perché proprio lo spumante rappresenta la perfezione, no? E quindi il momento perfetto lo vuoi festeggiare con un momento perfetto. Io dico molte volte anche l'abbigliamento, cioè tu no, abbiamo parlato di Dom Perignon, quindi la casa per eccellenza, insomma, no? Però guarda come non avrebbero la necessità, guarda la bellezza delle bottiglie delle champagne anche esternamente, capsule perfette, colori perfetti, etichette bellissime, proprio perché dà l'immagine della perfezione. Quindi se la perfezione esterna deve essere anche interna. Come tecnico è una sfida enorme, perché devi migliorare la qualità. Quindi se voglio sostenere la sfida devo dare un prodotto perfetto, quindi devi studiare, devi fare, e questa è stata la molla che un po' ci ha spinto a migliorare, a cercare di migliorare. Siamo lontanissimi ancora ovviamente, però
diciamo ci siamo divertiti in questi anni, insomma, ecco. Ma comunque, anche se non abbiamo i bicchieri giusti, forse la temperatura è un pochino più alta di quello, però è un grandissimo piacere bere questo prodotto, questo vino. Veramente sì, mi fa tanto ma tanto piacere, bravo. Grazie. Tu avevi un'altra domanda? Ma no, io penso che sì, ne avrei altre 50, ma insomma penso che le possiamo fare. Perché sì, siamo già un'ora e un quarto, allora esatto, voglio lasciare andare Stefano di andare via. Però l'ultima domanda, perché mi piace alla fine delle cose sempre guardare avanti. Allora, il futuro, cosa c'è? C'è un sogno nel cassetto? C'è un progetto che sta per realizzare, darci una speranza per il futuro tuo? No, speranza è quella di continuare così, che tutti stiamo bene, che il mondo insomma ci permetta di leggere, ecco, quella è la cosa più importante. Professionalmente ve l'ho detto prima, insomma i sogni ci sono, perché nel senso che migliorare ulteriormente questa sfida, se vogliamo, al Pinot Nero, che spero si farà. Vorrei farla nei prossimi anni, perché un rosato si fa già con un po' di Pinot Nero, che però, devo essere sincero, acquistiamo le uve, quindi si fa, insomma stiamo studiando, diciamo, mi serve per studiare, però un po' di Pinot Nero. E poi c'è un super sogno, ma quello è un super sogno e non si dice. Non si no, dice. Quello verrò quando, insomma, ecco. Ok, allora quando... Però sempre nell'ambito, insomma, degli spumanti. Degli spumanti. Cercare di... Ok, però non ci dice. No. Ok. No. Certi sogni devi tenere per se stesso. No, anche perché poi se non si avverano, insomma, no. È meglio insomma vedere. Insomma. Bene. Stefano, grazie tantissimo per passare un po' di tempo con noi. È stato un piacere immenso, Wayne, Francesco. Cioè, da parte mia, grazie, perché insomma, parlare così è bellissimo, insomma, una cosa veramente... Sono completamente d'accordo. Grazie. Grazie Francesco grazie, per fare Wayne. il co-host stasera. Tu sei stato veramente bravo. È molto bravo anche sì, Francesco, sì, molto bravo. Però mi fate arrossire, però così. Sì. Forse ti chiedo di tornare. Vabbè, accetterò volentieri, Wayne. Grazie, bravissime e complimenti Stefano, veramente. Veramente Stefano, grazie per le spiegazioni e anche per i vini bellissimi. Grazie mille. Grazie di cuore. E Roby, come sempre, grazie tanto a te. Ok. Ciao, chiudiamo. Grazie tanto a tutti che sono su Clubhouse e ci vediamo prossima settimana. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast lasciaci una recensione di 5 stelle.